Ok carissimi, un grande saluto, un abbraccio da parte nostra e questo è un giorno molto speciale per tutti i cristiani. Oggi noi ricordiamo la nascita del nostro Signore Gesù. È un Natale completamente diverso da tutti gli altri, perché penso che nella prima volta nella storia di questa Chiesa noi festeggiamo con un culto online. E mi stavo mettendo nella mente, di quei pastori che si avvicinavano a Gesù proprio nel momento in cui Gesù stava nascendo, e se ci fosse stata, diciamo così, la chiusura della regione di Betlemme, se sarebbe stato assembramento perché erano tutti insieme, ma in quel tempo le persone potevano avvicinarsi a Cristo, stare insieme e godere di quello spettacolo straordinario del nostro Signore Gesù che nasceva. E noi possiamo stringerci in qualche modo, spiritualmente parlando, al nostro Signore insieme, in spirito. E una cosa che mi colpisce sempre pensando alla nascita di Gesù è un elemento che era comune a tutte le persone che erano lì vicino a Lui, che è l'elemento della luce, ossia questi magi che arrivano dal lontano oriente, arrivano accompagnati da una stella luminosa nella notte, fino a che non arrivano là nel posto dove Cristo Gesù è nato. La stessa cosa avviene per i pastori che erano nei campi a proteggere le loro pecore durante la notte, e loro hanno goduto vedendo la grande gloria di Dio tutta attorno a loro, e attraverso quella luce meravigliosa che loro hanno visto hanno capito con il canto degli angeli che dovevano andare alla fonte di quella luce che era Cristo Gesù il Signore, e tutti si sono avvicinati a quella piccola mangiatoia dove veramente hanno visto qualcosa che ovviamente non si aspettavano, perché vista la gloria che Dio aveva manifestato a loro, forse si aspettavano qualcosa di diverso, ma hanno visto un piccolo bambino nato, posto in una mangiatoia, una cosa semplice che però ha cambiato le loro vite. E c'è un testo biblico che mi piace tantissimo e si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, al versetto 9, e dice così: la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo al mondo. Non dice soltanto la luce stava venendo al mondo, ma dice la vera luce stava venendo al mondo. Ossia, nell'antichità in tante culture venivano adorati diversi dei che avevano a che fare con la luce, col sole, e le persone credevano che questi dei che loro adoravano potevano benedire le loro vite. Ma una cosa sempre mi colpisce della nascita di Cristo, che Cristo è nato di notte e la vera luce si è manifestata in quella notte. Questo rappresenta quello che purtroppo tante persone ancora vivono oggi, ossia un buio dell'anima che li opprime, un buio dell'anima che non gli dà pace. E io penso che quest'anno 2020, ancora di più di tutti gli altri anni, noi abbiamo bisogno di questa vera luce per le nostre vite, e tante persone hanno bisogno di questa vera luce per le loro anime. E io credo che noi dobbiamo continuare a predicare questo Cristo, a predicare questa vera luce che è venuta per darci una direzione. Chi cammina nella luce non inciampa mai. E io voglio pregare perché questa adorazione semplice che noi facciamo quest'anno possa essere veramente un'adorazione spirituale, un'adorazione piena del nostro amore, ringraziando Dio perché un giorno, come dice la parola, noi eravamo nelle tenebre, ma oggi siamo davanti a quella meravigliosa luce che è Cristo Gesù il Signore. Preghiamo che Lui ci possa veramente dare ogni giorno di più questa capacità di camminare vicino a Lui, questa capacità di vedere più in là
nonostante davanti a noi ci sia tante volte buio, non sappiamo qual è il destino della nostra vita, ma il Signore Gesù è la nostra luce. E mentre noi preghiamo, io ti invito a immetterti proprio in questa ottica, ossia mentre noi chiudiamo gli occhi, pensiamo di avvicinarci insieme ai pastori, insieme a quei magi che venivano da lontano, dall'Oriente, accompagnati dalla stella. Ci stiamo avvicinando a quella culla, a quella cosa semplice che ha cambiato la storia, ha spaccato la storia in due e che è ancora luce per tanti uomini oggi. Avvicinati con il cuore a quell'evento così straordinario, quel bambino che ancora non aveva parlato, ma già tante persone che lo vedevano si stavano convertendo, si stavano abbassando le loro barriere dell'anima e consegnando le loro vite a Lui. Signore nostro Dio, nostro Padre, grazie perché anche quest'anno possiamo dire, Signore, che noi ti amiamo con tutto il nostro cuore. Ti adoriamo, Signore, nella bellezza della tua santità. E noi ti preghiamo, Signore, che questa lode, questa parola che verrà data, Signore, questa sera, possa essere luce per tante persone che ti stanno cercando. Signore, ti prego nel nome di Gesù per coloro che sono nelle tenebre, che stanno cercando un senso a questo 2020, Signore, che è passato con tanti dubbi, tante angosce, tante difficoltà di tutti i tipi, Signore, e che stanno dicendo qual è il senso. Signore, io ti chiedo oggi, Signore, attraverso tutto quello che faremo insieme, che queste persone trovino il senso in te, perché la vera luce è nata, la vera luce continua a brillare nelle tenebre. La vera luce sia un punto di riferimento per tutti coloro che ti cercano. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.
questo Dio degno di ogni gloria e di ogni onore. Noi siamo qui questa sera per lodare il tuo nome, Signore, perché tu sei nato per darci una speranza, sei nato, Signore, per darci la salvezza, e noi siamo qui, Signore, per ringraziarti, Signore, perché tu sei degno, e questa grazia meravigliosa del Signore è che noi vogliamo celebrare questa sera.
rei trabalhano, si chinano i popoli, le bocche si aprono, le mani si alzano per dire che tu sei re, per dire che tu sei Signore, per dire che tu sei re, per dire che tu sei Signore. I regni traballano, si chinano i popoli, le bocche si aprono, le mani si alzano per dire che tu sei re, per dire che tu sei Signore, per dire che tu sei re, per dire che tu sei Signore, per dire che tu sei re. La tua chiesa ti adora, i re traballano, si chinano i popoli, le bocche si aprono, le mani si alzano per dire che tu sei re, per dire che tu sei Signore, per dire che tu sei re, per dire che tu sei Signore. Tuo regno è sempre eterno, santi misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà, la tua chiesa ti adora, la tua chiesa ti adora. Tuo regno è sempre eterno, santo di misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà, la tua chiesa ti adora, la tua chiesa ti adora. Tuo regno è sempre eterno, santo di misericordia, giustizia e bontà, uguaglianza e fedeltà, la tua chiesa ti adora.
coro degli angeli che hanno cantato quando è nato il Salvatore. È il coro che noi canteremo quando saremo insieme a Lui nell'eternità. È la voce della sua Chiesa, la voce del suo popolo. È quello che noi diremo quando saremo davanti a Lui. Tu sei santo, Signore. ti
Chiesa, Signore, possa essere benedita da Te questa sera. Signore, va, Signore, a ognuno di loro, Signore. Porta, Signore, la Tua pace, la Tua speranza, Signore, la Tua salvezza. In nome di Gesù. Amém, Jesus. Amém? Quanto é precioso sentir e cantar e adorar o nostro Dio, prezioso. E questo Natale che sembra un po' diverso, unico nella nostra storia, e è prezioso essere a casa e cantare e lodare o nostro Dio, perché oggi è nato il Salvatore, 25 dicembre 2020. Nós facciamo parte di una storia che tra poco i nostri nipotini staranno studiando a casa, e noi facciamo parte di una storia, un Natale diverso qua in Italia. E questo Natale nós stiamo lavorando o senso di un bambino che è il Salvatore della nostra vita, il Salvatore dell'umanità. E leggiamo col testo classico in Isaia 9, 5 a 6. Isaia 9, 5 a 6, tu che sei a casa, apri la tua Bibbia, puoi andare su scaffale, cercare la tua Bibbia e leggere questo brano insieme. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Per dare un incremento all'impero e a una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Preghiamo. Nosso Padre, essere qui questa giornata, glorificare, adorare il Tuo nome, oh Padre, essere grato con il nostro cuore, con la nostra vita e ricordare di questa data per noi è unico. Gesù è nato per noi. Grazie, oh Padre, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Che cosa è un Natale per te? Che cosa significa questo bambino per te? Qual è il significato di questo bambino na mangiatoia insieme a una mandria a tanti animali? E è questo che Dio fa nella nostra vita, perché Lui ci cambia e ci fa sorprendere questa storia. Dio fa delle cose stupende e sempre ci sorprende nella sua creatività, perché Lui è Dio. Questo periodo di dicembre abbiamo studiato, abbiamo lavorato o senso di un servo che è re. Abbiamo lavorato di una mangiatoia che è il trono. Abbiamo lavorato che i pastori, quella classe, quel gruppo della società giudaica, quella classe che era molto più lasciata indietro, sono stati i primi ad adorare Gesù. E oggi vogliamo lavorare in questo senso un bambino che è un consigliere, un bambino che porta a pace, un bambino che è il Salvatore. È interessante questa creatività di Dio, perché Lui cambia completamente il nostro modo di pensare, il nostro modo umano di pensare, di aspettare una salvezza a un modo umano e non a un modo divino. Questo bambino è il Salvatore, questo bambino diventa per noi la nostra vera luce in un mondo pieno di tenebre. Quando il pastore Sandro nell'apertura di questo culto ha parlato della luce eterna, è questo Gesù, è questo bambino. Perciò quando tu guardi a questo bambino, qual è la visione che tu ce l'hai di Gesù? Qual è la visione che tu percepisci in Gesù quando tu vedi questo bambino? Perciò che noi possiamo vedere lo stesso bambino con una definizione diversa, con una mentalità diversa. Perciò che noi dobbiamo vedere la vera realtà, o significato di questo bambino, che è il Salvatore. E oggi eu vorrei camminare in 4 punti importanti di 4 personaggi o di più che hanno visto un bambino ma in un modo diverso. E o primo personaggio si chiama Erode. E lui ha visto un bambino. Lui ha visto un re. Lui ha visto un rivale. Erode, Matteo 2, capitolo 2, del versetto 1 a 3, e dopo o versetto 13 dice così.
Gesù era nato in Betlemme di Giudea, época di re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per fare morire. Erode, quando ha saputo della storia di Gesù, vide questo bambino, non con i suoi occhi, ma vide questo bambino come un rivale della sua storia. Nós dobbiamo ricordare nella storia che Erode stava sul trono e lui non poteva essere in quel momento sul trono. Lui sapeva che non era la persona giusta sul trono. Perciò che lui, sapendo che è arrivato il re dei Giudei, è arrivato il re, lui ha visto Gesù come un rivale. E tu puoi pensare: ma io mai ho visto Gesù come un rivale. Ma quando che eu percepisco che Gesù è un rivale? Quando noi cominciamo a litigare con Gesù e dire che sono io che controllo la mia vita, il trono del mio cuore sono io che guido, il trono del mio cuore sono io seduto. E quando Gesù vuole entrare nella mia vita e trasformare la mia vita, eu estou guardando Gesù come un rivale, perché il mio sguardo è come questo di Erode. Quando lui vuole prendere qualcosa di me, molto più importante, eu non vedo questo bambino come un salvatore, ma un rivale che sta prendendo una decisione di prendere la mia vita e prendere controllo della mia vita e essere sovrano nella mia vita. Eu non vedo Gesù come un bambino salvatore, eu vedo un re che è un rivale per me. Prima Crônica 29:11. Eu devo sapere che questa è una realtà nella nostra vita. A te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. Tutto appartiene al Signore, neanche la mia vita. Perciò se ho paura di questo Gesù che viene a prendere cura di me, viene a prendere il trono nel mio cuore, è perché io sto dicendo che non è tutto che appartiene a Gesù. Eu posso riconoscere questo Gesù come un re, ma io posso non accettare lui nella mia vita, perché io vorrei continuare a controllare la mia vita. Invece di portare questo vecchio uomo alla morte, sto cercando di portare Gesù alla morte. Tu vedi Gesù come un Salvatore, il Signore della tua vita? O tu vedi Gesù come un rivale? Quante volte noi abbiamo cercato di uccidere Gesù nella nostra vita? Quante volte noi abbiamo avuto paura che Gesù venisse a controllare la nostra vita e che noi lasciamo questo trono e che questo trono Gesù possa entrare nella nostra storia e cambiare la nostra storia? Quante volte abbiamo avuto il desiderio di ammassare Gesù? Leggiamo nella storia Erode, ma spiritualmente tante volte il nostro atteggiamento è come un Erode. Gesù, io ti conosco. Gesù, io lo so che tu esisti. Ma salire su questo trono, no. Noi desideriamo stare nel trono del nostro cuore. Noi vogliamo continuare nel nostro cuore, nel trono del nostro cuore. La mia volontà, i miei pensieri, i miei concetti. E questo dimostra che io sono più Erode che un cristiano. Quando eu cerco di inserire la mia volontà, quando eu cerco di inserire il mio pensiero, quando eu cerco di inserire i miei desideri nella mia vita. Eu non vorrei che Gesù entri sul trono della mia storia. Quando la mia volontà è più grande e Gesù grida a me: Caio, sono io che devo salire su questo trono. E io dico no, perché ho paura che tu cominci a controllare la mia vita e fare della mia vita qualcosa diverso che sto sognando e desiderando. Qual è la differenza della mia vita con Erode in questo modo? Nessuna. Tante volte sto ammassando, uccidendo Gesù, perché io vorrei essere il Signore della mia vita, io vorrei controllare la mia vita, io ho paura. Il trono del mio cuore non appartiene a me, il trono del mio cuore appartiene a Gesù. Io devo permettere che questo bambino Salvatore
venga sul mio cuore e possa essere su questo trono. A chi appartiene il cuore del tuo cuore? È a Gesù? O ancora tu sei un Erode che preferisce controllare la tua vita e cerca di uccidere Gesù? Noi conosciamo Gesù, ma lasciare che Lui possa entrare nel trono del nostro cuore è un'altra storia. È qua che io devo percepire chi sta nel comando della mia vita. È Lui o sono un Caio Erode? Questo è un personaggio. O secondo personaggio qua, noi possiamo trovare che sono gli scribi, perché questo bambino è nato per essere il salvatore della nostra vita e adesso gli scribi stavano conoscendo Gesù. Gli scribi hanno visto un religioso e gli scribi sono stati indifferenti a questa storia. Matteo 2, 3-4. Udito questo, re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove Gesù Cristo doveva nascere, il Messia. Questa realtà succede tante volte in mezzo a noi, in vedere Gesù non come una intimità, una vita con noi, ma vedere Gesù come un simbolo religioso. Tante volte noi abbiamo una tradizione religiosa e abbiamo Gesù come parte di questa tradizione, ma non come una esperienza con Gesù. Vedere questo bambino come una tradizione religiosa non mi serve. Frequentare la chiesa, ma senza una vera esperienza di trasformazione con Cristo, io sono un scriba. Io ho una conoscenza di Gesù, ma io non ho una esperienza di vita con Gesù. Quante persone hanno una conoscenza mentale di Gesù, ma non hanno mai avuto una vera storia di vita con Gesù, una intimità con Gesù, un camminare con Gesù, una vita íntima con Gesù. Tante volte noi siamo scriba che sappiamo che Lui è nato a Betlemme. Tante volte noi sappiamo che questo bambino è nato di là per essere il Salvatore del mondo, ma non per essere il mio Salvatore, perché io ce l'ho un Gesù soltanto nella mia conoscenza storica e umana. Avere conoscenza non significa avere la vita eterna. Avere la conoscenza non significa servire Gesù. Avere la conoscenza, servire e studiare la parola di Dio non significa avere la salvezza. Noi dobbiamo passare per un processo unico di ravvedimento profondo della nostra anima. È di là che io comincio a avere una intimità con questo bambino Gesù e dire che questo bambino Gesù non è una storia, ma fa parte di essere il mio Salvatore, il Re della mia vita. Solo conoscenza non basta. Avere questo bambino come Re è molto diverso. Avere questo bambino come Signore della mia vita, il mio Salvatore, è molto diverso di una conoscenza mentale. Io non posso appoggiare la mia vita, la mia fede in una conoscenza storica, oppure una conoscenza di tradizioni, oppure una conoscenza religiosa. Siamo di una chiesa battista. A che cosa serve essere di una chiesa battista se tu non ce l'hai una esperienza con Cristo? A che cosa serve tu appartenere a un'altra denominazione se tu mai hai avuto una esperienza di ravvedimento della tua vita per consegnare il tuo cuore e la tua vita a Gesù, di una esperienza viva e non in una storia? Quello che è il mio Salvatore personale, io devo passare per una esperienza profonda di trasformazione, altrimenti è una storia e la storia non cambia la mia vita. Esiste una grande differenza tra conoscere e vivere una vita con Gesù. Abbiamo visto un Erode che aveva paura. Abbiamo visto un Erode che non permitteva che il trono fosse di Cristo Gesù. Abbiamo visto gli scribi che loro non si umilhavano e non c'era un ravvedimento, ma avevano una grande conoscenza della storia di Gesù. Ravvedimento è fondamentale. Tu já hai vissuto questa esperienza? Tu já hai consegnato la tua vita a Gesù in un profondo ravvedimento per cercare adesso di avere una intimità profonda con Lui? O tu continua a camminare nella tua vita solo in una conoscenza storica? Ah, pastore, la mia famiglia tutta fa parte di questa denominazione da anni. Io continuo a essere di questa denominazione. Tu non puoi mi giudicare? Eu non posso giudicare nessuno. Ma io só posso dirti, se non c'è un ravvedimento profondo nella tua vita, tu sei soltanto un religioso che serve una denominazione, ma non il vero bambino Salvatore
o Cristo che è nato, che è il nostro Natale. Luca 13:5 dice così: non vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutto come loro. Ravvedimento è che porta una trasformazione profonda di vita. Ravvedimento che ti porta alla conversione. Atti 3:19. Atti 3:19 dice così: ravvedete dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. Un religioso ha una vita religiosa con timore dei suoi propri atti. Un cristiano ha una vita di intimità con Dio con timore verso quello Dio, perché non vuole ferire Dio e non vuole che Dio possa essere triste per il suo atteggiamento. Un religioso cerca di fare nei suoi atti un'azione di vita. Un cristiano, la sua vita è un stile di vita di consacrazione al Signore. La differenza di essere un conoscente della storia e di avere una vita di Cristo passa per questo processo di un profondo ravvedimento. Lì sì, tu appartenerai al regno dei cieli, alla presenza di Dio. Sono due qualità di personaggi qua: un che ha paura e l'altro che ha una conoscenza, ma non ha un'esperienza di Dio. E adesso vediamo gli altri due, quel gruppo di personaggi qua, che hanno fatto le cose giuste quando Gesù era nato, che hanno visto questo bambino, ma hanno visto non un bambino, hanno visto il Re e hanno visto il Salvatore. E questo Natale che sia per te questa esperienza di questi due gruppi. Il primo gruppo sono i magi. Loro hanno visto il Signore Dio. Matteo 2, 1 a 2 e 11, novamente Matteo 2, 1 e 2. Gesù era nato a Betlemme in Giudea nell'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Versetto 11. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Che cosa fecero loro? Quando videro Gesù? Che cosa fecero loro? Prostratosi, lo adorarono. E aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Questo gruppo, che non era un gruppo religioso dei giudei, sono venuti da lontano per cercare il re. E quando hanno visto quello bambino, hanno visto Dio, perché stavano adorando e si prostrando. O quanto è prezioso vedere che quello gruppo di persone che dovevano essere presenti nella nascita di Gesù non sono state presenti, ma questo l'altro gruppo è venuto per adorare il Re, il Salvatore Gesù. Quando io riconosco i miei peccati, io riconosco quanto io sono perso. Quando io riconosco che io sono un peccatore, io posso riconoscere adesso che Gesù è il Re, che Gesù è il Signore, che adesso sto davanti a Dio. Quanto è prezioso e profondo vedere questo gruppo di persone che arrivano lì e adorano. Qual è la tua esperienza di offrire un culto al nostro Dio? Qual è la tua esperienza di consacrazione a Dio? La tua vita è mossa, c'è una motivazione in Cristo Gesù, o la tua vita è basata su te stesso? La vera adorazione, io riconosco che io sono un peccatore, che io riconosco che io sono perso, che io riconosco che io ho bisogno di quel bambino perché lui è il Salvatore. È lì che esiste la vera adorazione. Quando mi sento giusto o ingiustificato, o la persona più giusta, io non riesco a vedere il bambino come il Re, come il Signore, come Dio. Io non riesco a adorare. Questo periodo è molto difficile che noi stiamo vivendo. Ci manca la comunità, le persone, la gente, per stare insieme adorando il nostro Dio. Ci manca questo. Ma io posso adesso a casa io posso adorare. Eu non so se tu sei stonato o no, ma tu puoi cantare, adorare o nostro Dio, adorare Lui, consacrare la tua vita a Lui. Loro stavano cercando il Salvatore e hanno visto questo bambino come il Salvatore dell'umanità. Prezioso, grande, unico l'atteggiamento di questo gruppo dei magi.
E è di questo che noi dobbiamo imparare a adorare il nostro Dio. Dov'è il Re dei Giudei? Siamo venuti per adorarlo. Prostrati lo adorarono. Aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni. Che atteggiamento! Quando la mia vita è consacrata al Signore, la mia vita è basata su questo. Io mi prostro a Lui, io adoro a Lui, io offro a Lui tutto quello che è importante per me. E è interessante che qua loro hanno offerto ouro, incenso e mirra. Perché ouro? Perché hanno visto che era un re. Perché incenso? Perché loro hanno visto che era Dio. E la storia giudaica, ogni adorazione a Dio, c'era incenso, l'adorazione e la consacrazione. La mirra, perché era un simbolo di una persona mortale, perché era Cristo, bambino uomo, che è venuto per salvarci. Loro hanno dimostrato in questi 3 doni, in questi 3 regali, la grandezza di questo bambino Gesù, Salvatore e Re. La vita di un cristiano è una vita completa e imperfetta offerta al Re. Tante volte noi pensiamo che l'offerta è solo il momento delle decime consacrazioni, no. Offerta è tutta la mia vita questo. Offerta è tutta la mia storia a Lui. Il nostro tempo. O tempo che noi stiamo investendo con Lui in adorazione a Lui. È la nostra storia con Lui. Perciò questo gruppo qua di immagini sono venuti da lontano, perché la parola di Dio c'era una promessa su questo. Isaia 66 dice così: una moltitudine di cameli ti coprirà, dromedari di Madian, di Efa, quello di Seba, verranno tutti portando ouro e incenso e proclamando le lodi del Signore. Isaia già aveva fatto una promessa e i magi hanno adempiuti, perché Dio conosceva questa storia. Com'è il tuo comportamento, il tuo rapporto con Cristo Gesù? Tu vedi in mangiatoia un Salvatore, un Re, o hai paura? Oppure tu hai una conoscenza? Oppure tu consacra la tua vita a Lui? E questa è l'esperienza di Natale. Se tu rifiuti di adorare e di consacrare al Signore, tu stai perdendo una esperienza di adorazione a Lui. Se tu rifiuti questo, gli altri di fuori arriveranno qua a consacrare al Signore la storia. Quante volte noi come cristiani stiamo perdendo l'adorazione al Signore e gli altri popoli stanno arrivando per adorare al Signore. Eu stavo leggendo questa settimana un po' la storia della Norvegia, delle chiese battiste nella Norvegia. È interessante. La Norvegia ha avuto un grande risveglio spirituale nel 1872, quando sono nate le prime chiese nella Norvegia. E voi potete immaginare il freddo della Norvegia. Il primo battesimo della chiesa battista in Norvegia è successo nel giorno 25 di dicembre. 25 di dicembre in Norvegia non è lo stesso 25 di dicembre in Brasile. Loro hanno fatto un buco in un fiume e hanno fatto il primo battesimo nella storia di Norvegia. In quel momento la Chiesa in Norvegia è stato un grande risveglio spirituale. Il secondo è stato subito dopo la prima guerra e le chiese sono cresciute. E dopo la Chiesa in Norvegia si è fermata. E oggi la Chiesa in Norvegia sta in un momento difficile. Ma sono arrivate le altre nazioni che stanno entrando nelle chiese della Norvegia per adorare il Signore. Perché loro pensavano di essere il superiore agli altri e hanno perso la visione evangelistica e la visione missionaria, e gli altri stanno entrando nella Chiesa della Norvegia. La maggioranza dei membri della Norvegia oggi non sono norvegesi. Se noi stiamo perdendo questa visione di adorare il vero Dio, di consacrarla na nostra vita ao nosso Signore, noi staremo perdendo, ma la Chiesa continua a essere consacrata ao Signore con gli altri popoli. I giudei non hanno fatto, i magi di Oriente sono arrivati, perché loro stavano per adorare Dio. E Cristo Gesù era lì presente. Vedere solo un bambino con paura o per un atto religioso, oppure vedere un Re che merita di essere consacrato al Signore. Qual è la tua decisione? Qual è la tua decisione? Tu continui a avere quella spinta, quella grinta di adorare il Signore, o gli altri stanno occupando un spazio che Dio ha chiamato a te? Perché l'opera di Dio continua.
Noi non possiamo perdere questo. Questo è il Natale, questa è la consacrazione. E andiamo all'ultimo e quarto gruppo qua. Sta in Luca 2, 25 e dopo da 30 a 32. Luca capitolo 2, versetto 25 e dopo 30 a 32. Vi era a Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui. Versetto 30. E adesso Simeone stava dicendo: perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria di tutto il popolo di Israele. Simeone, quando hai visto il bambino, já era lá no tempio, já era o momento della consacrazione di Gesù, lui ha visto la salvezza. Uno ha visto chi era il re ma aveva paura, l'altro sapevano la storia di Gesù ma non hanno consacrato, l'altro sono venuti da lontano per adorare Dio e adesso c'è un personaggio che desiderava vedere la sua salvezza e la salvezza di tutti i popoli. E qua noi dobbiamo vedere Gesù come a salvezza per tutti i popoli. Vedere il re significa adorazione. Simeone, dopo Anna, la profetessa, loro hanno adorato Gesù. Abbiamo cantato delle bellissime canzoni. Quanto è prezioso queste canzoni di gioia, di allegria, perché è nato il Salvatore della mia vita. Ma è il Salvatore di tutta l'umanità, è il Salvatore nato. E adesso Simeone adora. Noi, quando stiamo in una esperienza con Cristo Gesù, è la adorazione con Lui. Questo giorno di Natale noi dobbiamo ricordare l'importanza dell'adorazione a Lui, l'importanza di vedere Gesù come Dio, non di una storia, ma della mia vita di consacrazione a Lui. Interessante che Simeone qua desiderava. Tu hai questo desiderio di aspettare che arriva domenica per adorare il Signore? O tu perdi questa grande esperienza? Tu stai sognando novamente di vedere la Chiesa tutta radunata insieme in adorazione al Signore? Tu hai questo desiderio? Tu puoi dirmi: ma pastore, io faccio a casa? Sì, facciamo a casa. Ma quanto è prezioso insieme! Quanto è prezioso vedere negli occhi degli altri e vedere la gioia di vedere il Signore, il Salvatore. Questa esperienza di Simeone è profonda. Adorare è un'azione di riconoscimento di quello che è molto più importante di me. Adorare è riconoscere quello che Lui è, la persona che Lui è. Lui ha preso questo bambino in braccia, Lui ha visto questo bambino e lo ha adorato. Adorazione. La nostra risposta a questo Natale 25 dicembre 2020 è vedere Gesù per adorare. Io non posso trascurare questo mai. Domani il 26, dopo il 27, è sempre un momento di adorazione a Lui. Perciò, perché adesso esiste la salvezza di un popolo, la possibilità di un impossibile si diventa vero. Era impossibile per gli uomini questa salvezza. Gesù diventa possibile. Loro adoravano la salvezza che è arrivata, perché quello che era impossibile agli uomini, Gesù lo torna possibile. Luca 18, 26 e 27 dice così: quello che udirono dissero: chi dunque può essere salvato? La risposta viene: ele rispose: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. La salvezza è arrivata. 25 di dicembre, quando noi stiamo celebrando questo Natale, noi possiamo dire: la salvezza è arrivata. È nato il bambino, che è la nostra salvezza, è il Salvatore di tutta l'umanità. 25 di dicembre possiamo affermare: è nato il Salvatore. Adorare Gesù significa vedere quello che era impossibile per me. La tua salvezza esiste perché è nato il bambino, non è per merito tuo, non è perché tu hai una bella conoscenza, non è perché tu sei seduto nel tuo trono, non è per questo. La tua salvezza è perché Gesù ha preso tutti i nostri peccati
e io mi sono ravveduto dei miei peccati e ho portato sulla croce, e adesso c'è la mia salvezza. Quando riconosciamo che la mia salvezza non dipende da me, non dipende di quello che io faccio, adesso riconosco che questo bambino è il mio Salvatore. La mia adorazione esiste quando riconosco il quanto piccolo io sono e quanto immenso è questo grande amore di Dio. La mia adorazione esiste quando vedo che questo bambino è il Re, è il mio Salvatore. Io vedo un bambino, ma io vedo la mia salvezza. L'adorazione esiste quando vedo i miei peccati perdonati per Dio e i tuoi peccati sono perdonati per Dio. Perciò tu vedi un bambino o tu vedi il Re, il Salvatore della tua vita? Se tu vedi un bambino, tu stai celebrando e mangiando tanto, ma tu non stai vivendo l'esperienza della salvezza. Ma se tu vedi questa nascita come la tua salvezza personale o di tutta l'umanità, tu starai celebrando e adorando ao Re, a Dio, ao nosso Cristo. Perciò, carissimo, che cosa possiamo dirti? Buon Natale, un buon Natale, ma con Cristo nascendo nel tuo cuore e prendendo cura del tuo trono, che Lui sia seduto lì. Amém? Possiamo pregare in questo momento? Cuida i tuoi occhi, sei a casa, chiudi i tuoi occhi, preghiamo. Nosso Padre, como è prezioso vedere in quella mangiatoia la nostra salvezza, adorarti. Quanto è prezioso, Padre, cantare come abbiamo fatto qua in questa giornata. Quanto è prezioso vedere coi propri occhi la salvezza in Cristo Gesù. Grazie, Padre. Non vogliamo avere un atteggiamento di un eroe, di un rivale. Non vogliamo avere un atteggiamento di un storico, di una conoscenza. Ma vogliamo avere un atteggiamento di arrivare davanti a Cristo e adorare e offrire. Di prendere in braccia o di vedere coi propri occhi e adorare. Grazie, perché è nato il Salvatore. Se tu ancora non hai confessato Cristo come Salvatore della tua vita, se tu non sei ravveduto dei tuoi peccati, che sia questo 25 momento della tua nascita spirituale e che tu possa consacrare la tua vita a Gesù. E in questo momento tu possa dire: oggi Gesù non è nato nella storia, ma è nato nel mio cuore e si è seduto sul trono del mio cuore. Se tu vuoi fare questa decisione, prega e dica: Gesù, eu confesso que eu sou um pecador. Eu confesso que ho camminato basato sui miei concetti e miei valori e anche sul mio ragionamento storico. Ma oggi eu riconosco che ho bisogno di questa salvezza, di una nuova storia nella mia vita, di adorare profondamente Gesù, che è nato per me e per tutti. Nosso Padre, agisci, lavora in ogni cuore e che in ogni momento possiamo essere preparati e pronti per adorarti. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Buon Natale, ma con Cristo nella tua vita, nel tuo cuore, in una profonda e vera adorazione. Amém? Nós estaremos cantando adesso insieme um cântico que é histórico para o Natal. É um cântico que faz parte de uma história. E é questo Cristo Gesù que nós estaremos adorando adesso. Com questo cântico, com questa melodia tão dolce que tu la conosci benissimo. E a casa, canta. E se tu não conosci bene le parole, apri la tua boca e adora questo Gesù. Estaremo cantando questa música molto dolce, molto preziosa per noi. Una musica che qualcuno nella saggezza che Dio ha dato ha creato questa musica e con queste parole. Adoriamo a Dio, cantiamo questo cantico in adorazione a Lui. Una bella esperienza con Lui, perché è nato il nostro Salvatore. Cantiamo?
Nostro Dio, nostro Padre, grazie Signore perché noi possiamo contare, Signore, sul fatto che Cristo Gesù è nato ed è morto e anche risorto per ciascuno di noi. Signore, che questo Natale, Signore, così diverso da quelli che abbiamo passato fino ad oggi, Signore, possa rimanere profondamente impresso nel cuore di tutti coloro che hanno ascoltato e che ascolteranno questo messaggio. Signore, il tuo grande messaggio all'umanità è Cristo Gesù, il Signore, quel piccolo fanciullo, Signore, che tu hai mandato qua sulla terra, ha comunicato a ciascuno di noi il tuo amore immenso, il tuo amore profondo, un amore, Signore, che ha cancellato ogni nostro peccato e che ci fa vivere, Signore, oggi nella tua pace. Grazie, Padre, per questo evento che ha cambiato la mia storia, la nostra storia e la storia di tanti uomini che fino ad oggi hanno rimesso le loro vite nelle tue mani. Nel nome di Gesù. Amen. Amém, Senhor. Cantiamo novamente questo cantico? Com extrema gioia, alleluia, e un buon Natale a tutti voi. Dio vi benedica.